In Lazio il governatore Zingaretti propone che il vaccino anti-influenzale venga iniettato anche dai farmacisti, ma la reazione dell'Ordine dei Medici è stata nettamente contraria. In Veneto ecco la testimonianza di un farmacista di Bassano, chiara su questo punto. Ci sono state delle proposte per far fare dei corsi ai farmacisti per imparare a fare il vaccino, però poi qualcuno si è opposto. Quindi questo non si farà assolutamente. Escluso quindi che per il momento il vaccino possa essere fatto in farmacia. Resta il punto interrogativo anche sull'acquisto dei vaccini antinfluenzali, che sembra saranno distribuiti alle farmacie in numero bassissimo. Io ogni anno ordino i miei 400 vaccini. Quest'anno il fornitore mi ha detto no, mi dispiace, lei i vaccini non li può ordinare perché sono stati tutti sequestrati dal Ministero della Sanità. Alla fine ogni farmacia riceverà 10-15 vaccini. Ma cosa ce ne facciamo? Cioè servono per noi che ci lavoriamo dentro? Ma se io l'anno scorso ne vendevo 400, perché quest'anno non li posso avere? La priorità dunque andrà ai medici di base e ai pediatri, che dovranno garantire il vaccino a tutti i soggetti più a rischio influenza, ovvero i bambini e gli anziani, e alle categorie dei lavoratori più esposti. Certo, per le farmacie sarà un grandissimo problema, perché già adesso abbiamo moltissime richieste, molte richieste più degli anni scorsi, ma noi non sappiamo cosa dire e non saremo in grado di fronteggiare queste richieste. In un recente incontro con i vertici delle associazioni di farmacisti, il Ministero ha dichiarato corrette le richieste della categoria di avere un numero di dosi sufficienti anche per le persone che vogliono acquistare il vaccino e che ogni giorno si recano al lavoro o viaggiano sui mezzi pubblici. Il Ministero si è così attivato per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio. La situazione è delicata, probabilmente il Ministero vuole un controllo generale e centralizzato dei vaccini. Dalla Regione Veneto l'assessore alla sanità Lanzarin si dice preoccupata di non avere vaccini influenzali per tutti. Stiamo cercando, afferma, di capire come garantire a chi ne ha bisogno la possibilità di poterlo fare, e la Lanzarin non esclude l'ipotesi che si possa decidere di recuperare i vaccini mancanti anche da altri paesi.